Allora, oggi ci siamo ritrovati qui in regione a ricevere 10.000 firme, una voce importante dei cittadini e un tema importantissimo perché parliamo del burlo, un fiore all'occhiello della nostra regione, su cui rileviamo due contraddizioni importanti. Da una parte l'assessore Riccardi che dice di essersi trovato sulla propria scrivania un progetto, però a cui sta dando seguito in maniera evidente per una scelta politica, e dall'altra invece ad un investimento rispetto al burlo che ha impegnato la spesa pubblica per un totale di 13 milioni, quando invece questa struttura si sta svilendo e quindi si sta andando in una direzione del tutto contraria. Il progetto di trasferimento del burlo a Catinara comporta lo smembramento del burlo come lo conosciamo oggi. Una parte al Maggiore, una parte a Udine, Trapianti, il fiore all'occhiello della nostra struttura. Il burlo come lo conosciamo, come struttura d'eccellenza, sparirà completamente. E nel farlo noi andiamo a inserirci in un progetto di rifacimento ospedaliero, che è quello di Catinara, che nasce vecchio perché il progetto ha già 20 anni e perché è completamente contrario a tutte quelle che sono le linee di indirizzo della sanità moderna. Nasce vecchio e per essere realizzato distrugge l'ultimo polmone verde di Catinara, che è una preziosa pineta, un bosco che dovrebbe essere tutelato e non distrutto.